Emigrare che narra l'assai sa terra propria di origine può andare a bividi in due altri luoghi. Emigrare è sto vaedo profondo, commente su mare che separa sa terras, iscuro commente sa brente de sa navese, preno de ispera, commente su pranto de sospipioso. Borta a medasa, su vaedo emigrare esposto pari sa su de dovere, e sta soziao a s'obbligo, a sa mancanza de severo, de alternativa. Oe, commenti in su passau, femminas e uomini emigranta, lasciano a sa terra il soro, po' vivere una vita prosumana. Oe, commenti in su passau, sos uomini che leanta con isso so cultura, conoscenza e amore. Su mundu è sta montau de vilos che accappiant ad ogni uomini a sa raigliasa e a sa terra sua. Succede finzas a so sardoso. Iscrie su poeta Walt Whitman, a tia, istranzo, si passando mattopiasa e disizza mi vuoi dare, poi non tu deppes faide. E poi non dia teppe faideo. Sono di Carbonia, nata a Carbonia, vissuta fino all'età del liceo, ho maturata a Carbonia e poi trasferita a Cagliari per l'università. Studiato allora c'erano i presalari e mi sono laureata in scienze politiche. Dopo la laurea ho cercato lavoro e dopo aver vinto il posto per il corso di segretario comunale ho preferito andare a frequentare un corso di specializzazione che mi veniva offerto dall'Università di Padova in organizzazione aziendale. Frequentato il corso, sono rientrata in Sardegna dopo aver fatto questo corso con una buona valutazione e ho fatto richiesta ho fatto domanda e colloqui presso il polo industriale di Portovesme che proprio in quegli anni si stava sviluppando, parliamo degli anni 70. Purtroppo lì i contatti non andavano oltre il primo colloquio di lavoro, poi non c'era proseguimento. Nel frattempo però avevo da parte dell'università e del corso che avevo frequentato delle offerte che mi venivano fatte nelle industrie venete. Quindi dopo un paio di mesi di ricerca ho deciso di tornare su e di accettare una di queste proposte di lavoro. Quindi ho iniziato un percorso che pensavo temporaneo e che poi è diventata invece la mia residenza stabile. Sono diventata un'emigrata, conoscevo benissimo l'emigrazione perché in tutta la mia famiglia, cugini, parenti, l'emigrazione era da 10 anni la situazione più comune. Da parecchi anni ormai sono entrata in contatto col mondo dell'emigrazione organizzata. L'occasione di incontro è stata quella di la presentazione di un libro di una scrittrice sarda di Carbonia, segnalatami dall'insegnante di mio figlio che mi ha detto: lei è sarda, guardi oggi presentano questo libro. Sono andata all'incontro e lì ho scoperto questa realtà del Circolo Sardo, di un'associazione di persone sarde che che si incontravano e che promuovevano incontri culturali, oltre il fatto di ritrovarsi e stare insieme, a parlare sardo, a essere comunità sarda. Questo era in un momento particolare di profonda nostalgia perché si stavano affievolendo i rapporti e i legami non quelli affettivi, ma i legami con gli amici, il mondo che avevo lasciato in Sardegna e di cui poi non seguivo più la loro vita quotidiana. Quindi questo bisogno di ritrovare la Sardegna, di ritrovarmi sarda tra dei sardi, quindi una parte della mia vita evidentemente a quel punto, dopo 15 anni che ero via dalla Sardegna, aveva bisogno di questo.
Il mare è il luogo dove inizi a capire che sei un isolano, che stai allontanandoti da una terra che forse ancora prima di conoscerla tutta e di amarla tutta. Inizi a capire che sei uno che ha un'identità e questa identità diventi sardo in quel momento. Diventi sardo in quel momento perché sarai così riconosciuto. E anche il percorso in nave che ha accompagnato tutti i nostri distacchi è anche il momento per assorbire questo dolore, questo legame che capisci in quel momento, realizzi che stai recidendo proprio in quel momento, proprio con questo distacco della terra che vedi bellissima io sono partita da Cagliari, nel primo percorso del tramonto e capisci che cosa stai lasciando, qualcosa che ti apparteneva, dove c'è stata tutta la tua vita e che adesso ti porti dietro e per tornarci lo devi ripercorrere ogni volta ed è il tuo ostacolo. Devi fare i conti con questo mare da attraversare, non puoi salire in macchina, prendere, partire e arrivare qua. La distanza è la lontananza fisica di cui hai e continui ad aver bisogno, qualcosa che paghi continuamente. Però è anche un'apertura, è un poter vedere con altri occhi e con altre prospettive quello che succede qui, è un arricchimento di esperienza anche la distanza. Attraverso la nostalgia cerchi appunto ritrovi e valorizzi tutto quello che c'è in quella terra che hai lasciato. Però ecco, la nostalgia è anche un modo permanente di vivere, una nostalgia ovviamente anche per i tuoi anni giovani, per quello per la tua giovinezza, per la tua fanciullezza, per il ricordo dei cari, una nostalgia che tu puoi avere anche senza allontanarti, del tempo di essere stata pizzina, della tua formazione, della tua crescita, delle persone che hai incontrato e che avresti anche magari restando in Sardegna. E che qui manca l'aver proseguito questo cammino, averlo interrotto, è una metà della tua vita che è rimasta da questa parte. E la tua crescita fuori è quella di cercare di conciliare queste due parti. E la ricchezza che ne ricavi però a volte vale la pena. L'immigrazione nasce da un bisogno prima di trovare lavoro, di avere un'occupazione di sopravvivenza. Oggi in chi esistono entrambe, continuano ad esistere entrambe anche se non se ne parla, perché chi parte senza sapere a che cosa va incontro esistono ancora, dati anche i tassi di disoccupazione della Sardegna. Però lo stimolo a realizzarsi, a trovare opportunità che rispondano alla propria formazione è diciamo, la spinta maggiore che oggi noi troviamo nei giovani che lasciano la Sardegna. Sono ragazzi che sono formati in Sardegna, hanno un'ottima formazione, però qui lo spazio è limitato da un fatto fisico, siamo un'isola, quindi non è che posso andare in un'altra regione vicino a un'ora di macchina e trovare altre occasioni. Devo per forza attraversare questo mare, questo è un limite, è un qualcosa che accomuna la nostra immigrazione sarda, l'insularità. Quindi c'è questa voglia di andare a realizzare quello per cui si sono preparati e solitamente questo può accadere perché si scopre un mondo dove le opportunità sono maggiori ma anche i vincoli sono minori, quindi c'è possibilità di farsi valere.
A fianco a questo rimane però anche un'emigrazione che appunto cerca lavoro, che magari ha una laurea in tasca e che fuori si adatta anche a lavori che non sono alla propria altezza. Però c'è anche questa opportunità. L'emigrazione è qualcosa che sposta i popoli senza guerre possibilmente e che risolve molti problemi sia dei paesi in cui, da cui si parte sia dei paesi in cui si va. Quindi è quasi un dolore vedere che questa storia dell'emigrazione non è servita in patria a far crescere su questo aspetto la nostra opinione pubblica. Se oggi vediamo, in questi anni abbiamo assistito a affrontare il problema dell'emigrazione in questo modo disastroso, se soprattutto in noi stessi rimane ancora questo sentimento di paura verso l'estraneo, verso chi arriva, e che queste cose non sono solo da affrontare con pietà oppure con disappunto, ma sono problemi da inserire nella nostra quotidianità e quindi da affrontare in modo con regole, pensando che non sono cose temporanee. I nostri ragazzi di oggi sono degli stranieri nei paesi dove vanno. E quello che si è passato 40-50 anni fa, quando non potevamo neanche noi entrare nei locali in Svizzera o in Germania e vivevano i nostri immigrati nelle baracche, che non l'hanno raccontato per pudore. Forse non saremo oggi a dover continuamente spiegare queste cose, avremmo dovute capirle. E poi ripeto che emigrare, incontrare, crescere è un'esperienza di vita che arricchisce noi, ma deve arricchire anche la terra dalla quale arriviamo. E noi vorremmo con le nostre organizzazioni raggiungere questo obiettivo, non soltanto appunto vederci come qualcosa che è utile a noi, ma qualcosa che è utile a tutti. D'altronde in Sardegna chiunque ha un emigrato in famiglia ha storie di uscita e ne avremo sempre di più. I nostri figli, parlo dell'emigrazione italiana, io vivo in Veneto, che credo sia stata è la regione che ha avuto l'immigrazione più alta del nord Italia, e appunto mi meraviglia il fatto che questa non faccia parte della storia ufficiale della nostra Italia, la storia dell'emigrazione e dei nostri spostamenti, per cui rischiamo di non aver capito niente e insegnato niente.